L'amore, l'essere curiosi e aperti, l'infinita sorpresa della vita e la vera amicizia tra donne anche dopo i 60 anni. Una commedia allegra, un po' allo stile di Sex and the City, ma pronta a fare riflettere al di là di gag e situazioni dove l'ironia è talmente forte da creare momenti di imbarazzo nelle storie che raccontano le quattro protagoniste. Book Club. Tutto può succedere, il film proiettato ieri sera nel corso della rassegna cinematografica organizzata da Chuck Donna e Hauser, Angela Megna e Piero Mangione. Anche quest'anno Giacchedone è riuscita, grazie anche all'aiuto dell'Auser, a portare avanti questo ciclo di film e quest'anno proprio perché si tratta dei 10 anni dell'associazione, noi non abbiamo scelto un tema particolare, ma abbiamo proiettato uno dei primi film proprio di 12 anni fa, perché come film noi abbiamo iniziato 12 anni fa. Abbiamo scelto Water perché parla della condizione delle spose bambine. Oggi invece è una commedia brillante, un po' per fare divertire anche il pubblico, però tratta un problema serio che è quello della terza età, delle donne, perché la nostra rassegna è al femminile naturalmente, e quindi delle donne che ad una certa età cercano cosa dover fare. Quindi decidono di creare un club, leggono dei libri e li commentano nel club. E per disgrazia loro hanno letto 50 sfumature di grigio e quindi si è aperto un altro mondo con 50 sfumature di grigio. Per cui queste donne sono impazzite, hanno capito che potevano fare qualcosa d'altro. E quindi è una commedia brillante, molto bella, che ha avuto tanti incassi, che è di quest'anno, perché in America è uscita nel 2018, mentre qui nell'aprile del 2019. E quindi cerchiamo di sensibilizzare la gente per quei problemi che si vivono. Perché ancora, anche se in India la condizione è certamente un po' cambiata, c'è sempre il problema delle spose bambine che sono costrette. Ciacche Donna ha affrontato una serie di temi di interesse sociale attraverso il filmato, attraverso la cinematografia. Era un'esperienza effettivamente importante, significativa, che sa tradurre sul piano anche del rilassamento di una serata, di un pomeriggio, una serie di problematiche che oggi meritano ancora di più di essere messe in evidenza, su cui accendere i riflettori. E se stasera questa rappresentazione è leggera, è una commedia, è divertente, sono stati trattati sia l'anno scorso sia quest'anno argomenti invece che mettono a nudo alcune sofferenze che ci sono nella società in senso mondiale, che ci sono nei paesi in via di sviluppo, che sono ancora presenti anche nella nostra Europa,